televisore. Rieccoci, sentivamo già un sottofondo di una telefonata, perché l'interesse ovviamente del territorio è grande in questa trasmissione, ci sono molti, deve richiamare, ci sono molte telefonate, la signora ha detto, aveva visto la pubblicità, ha rimesso giù, adesso stiamo richiamando. Allora, professore, prima di essere telefonate, questo grafico qui, ho fatto la domanda provocatoria prima ai sindaci se è meglio ritornare alla lira, però sta di fatto che con la lira stavamo bene, l'Italia era in crescita, poi a un certo punto arriva l'euro, il buon Prodi... E succede un disastro. Succedono disastri, esatto. Ma attenzione, noi consideriamo che l'arrivo dell'euro sia positivo, così come è stato fatto è stato negativo. Per quale motivo? È la stessa trauma che noi avremmo se tornassimo alla lira. Cioè il cambiamento di una moneta non è semplice se non è governato da un rigore preciso e soprattutto se questo non tiene conto delle singole esigenze degli stati che dovevano convergere verso l'euro. Intanto l'euro è una moneta virtuale, non ha un fondo, non si lega a nulla dell'economia che rappresenta, perché l'euro non rappresenta l'Europa, l'economia. Viene sfruttato da alcuni paesi a proprio vantaggio, come fa giustamente e intelligentemente la Germania, ma naturalmente chi guadagna sull'euro vuol dire che c'è qualcuno che perde sull'euro, e quindi siamo noi, siamo diciamo la zona sud dove la politica è debole e quindi la problematica diventa estremamente dirompente. Io vorrei però il grafico. Se lasciamo il grafico, chiedo alla regia un attimino per ecco, grazie. Allora, il passaggio all'euro ha determinato, vedete, successivamente, salvo una breve impennata, è disceso rapidamente e sta scendendo ulteriormente. Il passaggio alla lira è impensabile se non con criteri, cioè se noi riuscissimo a ricreare un'economia stabile e non quella che hanno creato adesso, perché l'hanno indebolita col prestito della BCE, potremmo anche pensare di uscire ed essere virtuosi. Però dovremmo tagliare un sacco di costi, non aumentare le tasse, perché l'aumento delle tasse a un certo punto blocca l'economia. Quindi diventare virtuosi. Ma secondo lei è una strada percorribile, professore? Sì, ma non con questo criterio. Cioè, tutto si può percorrere. Noi abbiamo visto che c'era un'economia in crescita addirittura abbastanza vertiginosa, nonostante avessimo una continua e costante inflazione e caduta del valore della lira, ma era compensata da una serie di altri fattori, perché non è detto che se il denaro di una nazione perde valore, ma è gestita questa perdita di valore, sia negativo. Allora, è emerso raramente che proprio l'anno scorso il Giappone ha dimezzato il valore dello yen e non è successo niente, non solo. Ma stanno comprando mezzo mondo con un denaro, con un valore che è dimezzato. Certo. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che io esporto di più, importo di più sulla valuta pesante e con questa valuta pesante posso muovermi in maniera diversa. È la stessa cosa della Cina. Il renminbi, che è la moneta cinese, credo che abbia la perdita di 30% ogni mese, cioè ha delle svalutazioni che sono mostruose. La Cina in questo momento sta costruendo 20 città da niente, non è che c'era un paese, una cittadina, no, costruendo le città di 1 milione di abitanti cada una, con scuole, università, servizi e tutto quello che serve. Quindi questo mito del denaro stabile è da abbandonare, salvo che ci sia un paese all'interno dell'euro che con questo mito ci faccia invece abbia dei grossi vantaggi, come la Germania. La Germania è una grossa esportatrice perché produce determinati prodotti che sono ambiti qualsiasi sia il costo, quindi contemporaneamente producono ed esportano a un valore molto più elevato e quindi possono importare materia prima a costi molto bassi rispetto all'esportazione, e quindi hanno un bilancio in positivo, perché anche questo ha le gambe corte, non può andare avanti all'infinito,
si fermerà, e quando si fermerà allora comincerà il disastro. Poi, per tutti. Si ferma per tutti, poi bisogna vedere se ne rimette anche il resto dell'Europa. Abbiamo una telefonata, sentiamo la prima. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Nadia da Treviso. Buonasera signora Nadia. Buonasera, volevo dire ai signori che saranno più competenti di me. Se noi facciamo un bel sciopero, noi cittadini però, tutti quanti assieme ai sindaci, non paghiamo più le tasse, cosa succederebbe? Perché adesso ci prendono tanto in giro, perché ogni mattina, ogni giorno cambiano il nome della tassa. Tarsu, Trise, Toru, Taru, Tuc, l'ultima è la Tuc. Ci danno il tocco sulla testa. Ormai siamo, non so, esauriti, perché siamo esauriti. Vettorini, la risposta alla nostra telespettatrice di Treviso dice giustamente, insomma, se andiamo tutti in piazza, non paghiamo le tasse, sindaci, cittadini, riusciamo a trovare una soluzione, a trovare la strada, imboccare la strada per sistemare questo paese? Ma e dopo bisogna pagare le pensioni, la sanità, e quindi non lo so se fare una rivolta di piazza. Il clima secondo me induce a fare questo. In realtà poi non so se il risultato, visto che poi con questi soldi, per carità, ci saranno sprechi, ci sono sprechi di sicuro, però dall'altro lato abbiamo appunto un sistema pensionistico che drena molte risorse, poi quello sanitario, quindi al di là di tutto ci sono delle spese da sostenere legate alla gestione della cosa pubblica. Per quanto riguarda le soluzioni, io non penso di essere ottimista, però vorrei essere realista e cercare di anche individuare delle strade da intraprendere per riuscire a dare delle risposte ai cittadini. Allora già sarebbe bene che si modificasse un pochino il patto di stabilità. Il patto di stabilità, che è diverso dalla legge di stabilità, perché la legge di stabilità va a impostare il bilancio dello Stato. Il patto di stabilità invece è una sciagura e praticamente viene applicato dal 2002-2003 e ogni anno diventa sempre più difficile da rispettare. Sono dei vincoli di spesa che vengono posti ai comuni, alle province e alle regioni per garantire la finanza statale. Quello che ho detto già non prima. Quindi, e tra l'altro ogni anno i vincoli di spesa cambiano, rapportati alle entrate che un comune ha, ogni anno lo Stato pone delle asticelle sempre più alte da superare, sempre più difficili da raggiungere. Chiamiamolo budget, va bene. E quindi la conseguenza cos'è? Che diventa veramente difficile anche per un comune programmare la realizzazione delle opere pubbliche e poi anche pagarle. Allora, se noi già riuscissimo, non dicono la spesa corrente, ma perlomeno per quanto riguarda le opere pubbliche, pagare le aziende che lavorano per conto dei comuni sarebbe già un bel segnale, perché i comuni fanno le opere pubbliche, sono strettamente necessarie alla gestione e alla vita normale che c'è in un comune, dalla rotonda al marciapiede, all'illuminazione, quindi già dare un impulso all'economia da questo punto di vista potrebbe essere utile. Come potrebbe essere utile una riforma istituzionale? Va benissimo, io sono convinta che sia necessario procedere alla volta delle unioni, non so se con le fusioni possa essere la strada giusta per il tipo di identità che abbiamo noi a livello culturale e comunale, però di sicuro l'unione potrebbe essere già una buona strada, quella di condividere le funzioni e cercare in questo modo di avere delle economie di spesa e avere anche una gestione diversa, perché un responsabile di anagrafe dovrebbe gestire un comune di 5.000 abitanti quando c'è un altro funzionario di anagrafe che gestisce un comune di 40.000 abitanti. Allora, se noi sommiamo insieme più comuni, uno stesso funzionario può svolgere il servizio per più realtà. Dimezzando i costi. Esattamente, ovviamente. quindi questa è una strada. E poi io sono una federalista autonomista convinta, deve essere applicato però il federalismo. E il federalismo, la regola fondamentale è quello che si produce sul territorio rimane sul territorio. E questa è la differenza. Il federalismo è fallito perché non è mai stato applicato, perché prendo la mia realtà di Casalserugo che ha 5.500 abitanti, noi diamo 12 milioni di euro di IRPEF a Roma che restano là praticamente, più se noi vogliamo erogare dei servizi a livello comunale dobbiamo imporre l'IMU con le modalità che decide lo Stato. Noi possiamo al limite aumentare un po' l'aliquota
se abbiamo bisogno di risorse, per il resto non c'è data possibilità di fare niente. Allora, se ci venisse data l'autonomia per cui le risorse che vengono prodotte in un territorio, le tasse che vengono pagate ai cittadini rimangono in quel territorio, allora saremmo sicuri che la gestione Ma non sarebbe c'è questa possibilità, ben Venturini, diversa. Cosa? che gli venga lasciato quello che lei sta richiedendo? In realtà quello che si sta verificando è proprio l'inverso, andiamo verso il centralismo ed è la cosa più negativa e più sbagliata che ci possa essere. Questo è il problema di fondo, bisogna proprio invertire tendenza. Cioè, telefonata, poi vengo dopo. Sentiamola, pronto? Pronto? Se non ha messo giù. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Parli con Alessandro da Tece sul Benta. Tece sul Benta, senziamo l'audio studio, grazie regia, prego Alessandro. No, volevo sapere solo una cosa, perché si dice sul vostro programma che bisogna sentire solo delle voci solo per gli italiani, ma noi extracomunitari cosa facciamo qua? Per cosa siamo qui noi qua? A parte che tutto viene incontro a noi, siamo anche discriminati in tutti i sensi, non veniamo aiutati come venite. Da quant'è che è in Italia, Alessandro? Scusa? Da quant'è che è in Italia lei? Sono da 10 anni. E ha un lavoro fisso? No, quello è il problema, che non ho un lavoro fisso, sono anche licenziato in modo non giustificabile, per dire. Mi hanno mandato, mi hanno cacciato via, mi hanno, per dire, tutto come si può dire. Mi hanno licenziato senza una motivazione. Mi hanno usato, sì, sono stato trattato come un oggetto. Che lavoro faceva Alessandro? Facevo officina meccanica. Ecco, ma è stato licenziato solo lei o anche altri dipendenti dell'azienda? Per sfortuna sono stato l'ultimo, ma sono stato per sfortuna, sono stato l'unico extracomunitario e l'unico licenziato. Ah, l'unico licenziato. Ma ha fatto qualcosa di grave oppure ha dato una motivazione? Niente. A disposizione dell'azienda in tutti i sensi, però il calo di lavoro ha fatto questo discorso, l'hanno trovato il punto più debole e mi hanno licenziato. I sindacati non hanno fatto niente. I sindacati, diceva il sindaco Venturini, ha parlato con i sindacati? Ho parlato con loro, sai cosa hanno fatto? Mi hanno mandato a fanculo, mi hanno detto, scusa per il tema, mi hanno detto che qua hai poco tempo di lavoro con loro e non approfitti niente, e mi hanno fregato, per dire, nel senso anche loro sono corrotti. Vabbè, trovo strano che un sindacato lo dica così. No, ma guarda, fanno accordi tra loro, hai capito? Certo. La domanda allora, in conclusione della telefonata, Alessandro, di questa telefonata qual è? No, la domanda era semplicissima. Io sono stufato qua in Italia, per dire la verità, per tutto in tutti i sensi. Anche sono andato dall'INPS e ho chiesto che mi davano indietro tutti i contributi per 8 anni che ho lavorato, e loro mi hanno detto no, non si può. Perché ho detto io voglio tornare nel mio paese. No, guarda, quando sarà il vostro paese nell'Unione Europea, perché io ho detto io porto indietro nel mio paese tutti i contributi e tutte quante, consegno il permesso di soggiorno illimitata, perché ho lavorato come un cane, come una bestia per averla, per tenerla. Certo. E alla fine mi hanno detto non si può, mi hanno detto perché era questo discorso fino all'anno 2002, qualcosa di genere, non so. No, voglio tornare nel mio paese, basta, non voglio vedere più questo paese qua. Va bene, grazie Alessandro Venturini, sempre Venturini, una risposta a questo telespettatore. Lui dice: io voglio ritornare al mio paese, voglio che vengano dati i contributi di questi 8 anni che ho lavorato, me ne ritorno e vado via, prescindere dal fatto che bisognerebbe ascoltare l'azienda e il sindacato per verificare queste telefonate, perché poi sentiamo solo una campana e sarebbe giusto sentire delle altre. Però la domanda, la richiesta è una provocazione, va a finire che saranno gli italiani ad andare in cerca di lavoro all'estero, come già succede in una battuta, ma capiterà anche questo se va avanti così, perché ovviamente gli stranieri ritorneranno nel loro paese. Perché... Beh, a me capita comunque di parlare con ragazzi che paventano appunto questa prospettiva di andare a lavorare all'estero perché dicono magari ci sono più opportunità.
magari dopo vanno a fare i lavapiatti e a raccogliere la frutta e verdura che qua non farebbero. Perché magari vanno a fare anche questo in Inghilterra, Questo è vero. oppure in Australia. Guardi, tanti in Inghilterra che vanno, che sembrano, fanno tutti i camerieri. Sì, oppure i lavapiatti, Dicono oppure che vanno lì per imparare la lingua intanto. Ecco, appunto, allora magari sì, magari qui in Italia non farebbero questo tipo di lavoro, all'estero lo fanno, però vabbè, imparano la lingua. In realtà, secondo me, dobbiamo iniziare anche ad avere una mentalità anche più aperta, nel senso che ormai dobbiamo anche allargare i confini e dobbiamo pensare che c'è un'Europa, che ci sono tutta una serie di paesi nell'ambito dell'Europa e che incomincerà ad esserci anche uno scambio a livello culturale, a livello economico, per cui ci muoveremo con molta più rapidità rispetto al passato. Il fatto è che magari non è che dagli altri paesi europei vengono in Italia, la paura è un po' che gli italiani se ne vadano dal nostro paese, ci siano appunto delle emigrazioni. Ci sono però tanti bravi ragazzi che lavorano, che studiano nel nostro paese, perché adesso non vorremmo dare solo un'immagine negativa che è tutto allo sfascio e tutto è negativo. Secondo me c'è una bella gioventù anche che comunque si impegna, si applica ed è nelle nostre scuole, nelle nostre telefonate, università. sentiamo, ne abbiamo molte, ne passiamo Elisabetta in regia un altro paio e poi perché altrimenti non possiamo fare ragionamenti qui in studio. Sentiamo la telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Matteo e chiamo da Sant'Orsi in provincia di Vicenza. Prego Matteo. Buonasera. Niente, io volevo raccontare la mia storia. Niente, io sono a casa senza lavoro da febbraio di quest'anno, ho perso il lavoro. Lavoravo in una cooperativa sociale qua a casa, vicino a casa, come autista, ho la patente del camion. E per mancanza di lavoro, come purtroppo tante aziende, ti lasciano a casa. Niente, adesso io sono in disoccupazione, percepisco la disoccupazione dal 6 di marzo, adesso l'ultimo stipendio che prendo dall'INPS e non le dico quante domande di lavoro ho fatto e senza avere nessuna risposta per il momento, insomma. Da poco che ho saputo che c'è una nuova legge per i papà, io sono papà perché ho meno di 35 anni, c'è una legge, si chiama iscrizione banca dati per giovani genitori all'INPS, e in modo tale che il datore del lavoro che mi assume ha un buono di 5.000 euro se mi assume. Se mi crede, sto ripassando tutte le agenzie di lavoro interinale, tutti i posti dove sono stato fino adesso per dirgli che c'è questa nuova legge, per vedere se ho un incentivo in più per essere assunto, insomma, perché non so più. E che risposta hai avuto, Matteo? Che non c'è lavoro. Come? Che risposta hai avuto andando con questa proposta che lo Stato dava 5.000 euro a chi l'assumeva? Ha avuto risposte negative o positive? No, tanti datori di lavoro neanche sapevano di questa legge, gliel'ho detta io, tanto per dirtene una. Però comunque, cioè, sì, ha detto teniamo da una parte il suo curriculum, però una risposta immediata di assunzione no. La domanda conclusiva, Matteo, qual è? La domanda: trovatemi un lavoro per favore, che ho una bambina piccola da mantenere e non sappiamo più come fare, dove sbattere la testa per pagare le bollette, per pagare affitto e tutto, insomma, è tutto quello che ci vuole. Va bene, lei l'ha detto e mi auguro che qualcuno ascolti la trasmissione, magari se lascia, abbiamo il suo numero in redazione, magari lo daremo se qualcuno ci telefona e ha bisogno di un autista per l'azienda, visto che anche può dare 5.000 euro. Guardi, va bene. o anche come operaio generico, guardi, va bene qualsiasi cosa, Qualsiasi può lavoro, certo. Nel ragionamento faceva prima la Venturini che è giusto, oggi bisogna anche tornare a fare i calzolai, i meccanici, cioè una volta hanno lavori che andavano al dimenticatoio, oggi l'idraulico e il muratore, cioè bisogna ritornare anche a fare lavori umili che una volta facevano vivere gli italiani e oggi sono scomparsi letteralmente. Ma perché soprattutto noi dovremo puntare sul Made in Italy, cioè sulle cose che noi sappiamo fare meglio. Allora noi dovremo vivere di agricoltura e di turismo. Tra l'altro una volta c'erano anche i ministeri di queste due realtà, adesso non ci sono neanche più, sì, insomma sono ridimensionati. In realtà li stiamo sottovalutando.
quando il Made in Italy, se si parla con qualsiasi persona che va all'estero, sa benissimo quanto viene apprezzato. Allora noi dovremmo veramente cercare di puntare su quelle che sono le nostre eccellenze. Ha detto due, turismo e agricoltura. E anche quella è una cosa che lo Stato, sulla quale si dovrebbe impegnare molto di più, sia sul versante del turismo che sul versante dell'agricoltura, proprio per riuscire a dare delle risposte. Infatti quello che chiede il cittadino, mi chiedeva prima cosa vengono a chiedere i cittadini in comune. Non vengono a chiedere, perlomeno a Casal Serugo, di avere un sostegno dal comune in maniera costante, cioè di percepire, non so, una sorta di contributo mensile. Mi chiedono: aiutaci a trovare un lavoro. Dopo, in qualche modo, insomma, noi riusciamo a vivere. L'importante è avere un lavoro. È diventato più povero Casal Serugo? Secondo me, come tutti gli altri paesi che ci sono in Italia, in questo momento il problema fondamentale è quello dell'occupazione del lavoro. Cioè quello che chiede di più la gente in questo momento e che viene a chiedere in comune di più, secondo me, è proprio il lavoro. La gente chiede: se tu mi aiuti a trovare un lavoro, poi io non ho problemi, e proprio il lavoro diventa una questione fondamentale. Vabbè, la prima nel nostro Stato è il lavoro, è la cosa più importante. Professor Manocase, ritornando invece alle telefonate che abbiamo sentito, addirittura lo straniero ha detto: io ritorno al mio paese perché l'Italia ormai davvero è un problema davvero che sta prendendo un po' a 360 gradi non solo gli abitanti italiani ma ormai tutti quanti, e diventa... Non si può pretendere che un'economia cresca se continuiamo a dissanguare lo Stato e soprattutto il territorio. Pensiamo all'esodo delle aziende. Allora, se io vado in banca e chiedo come faccio a trasportare la mia azienda in un altro paese, che può essere l'Austria, la Romania, piuttosto che mi danno tutti i consigli e ci sono anche dei contributi. Allora di cosa stiamo parlando? Cioè è una cosa pazzesca. Da una parte diciamo non c'è più lavoro, dall'altra parte ci sono le banche che prendono soldi, non li rimettono in questo mercato, ma li rimettono in altri mercati, non rischiano nulla perché fin tanto che l'Europa c'è loro i soldi li portano a casa, e addirittura aiutano le aziende ad andare altrove. Non lo so, siamo proprio... È incomprensibile questo comportamento, ma c'è un ministro che lo sa. Io vorrei sapere, non ho sentito nessun ministro che ha detto: attenzione, Europa, fermiamoci perché stiamo dissanguando dei paesi senza senso. Perché è vero che la Germania, noi siamo i più grossi importatori di auto tedesche, perché se guardiamo in giro la maggior parte sono prodotti tedeschi, ma quando non avremo più soldi neanche la Germania avrà vantaggi. Quindi questa cosa può andare avanti 1 anno, 2 anni, 3 anni, dopodiché è finito. L'altro discorso invece dell'esodo dei giovani è una follia, perché un giovane laureato allo Stato è costato una barca di soldi e andiamo a portarlo fuori. Allora che ci sia un'osmosi, cioè che arrivino dall'estero, ma dall'estero non vengono per ovvi motivi, per lo stesso motivo per cui il signore rumeno dice: torno a casa perché qui non si può vivere. Quindi non abbiamo un ricambio, abbiamo soltanto un'emorragia di giovani, e questo vuol dire che stiamo perdendo un'intera generazione a vantaggio di altri. Noi li abbiamo allevati e sono ragazzi preparati e vanno a vantaggio, e ne ho conoscenza diretta io perché dall'università dove insegno ogni giorno mi vengono a chiedere consigli o mi sottopongono le proposte che vengono fatte dall'estero. Noi non siamo in grado, cioè noi li portiamo fino all'eccellenza e dopo la esportiamo, ma senza avere un ritorno, almeno pagassero. L'altro aspetto, allora in Germania stanno facendo una legge che l'azienda che esce dalla Germania e se ne va in qualche altro paese continuerà per non 5 anni a pagare le tasse in Germania, perché se no non può esportare l'azienda, e gli correranno dietro nel territorio europeo fin tanto che non si riprendono i soldi. Questa è serietà. E allora, non lo so, mi sembra che viviamo un mondo di zombie. Tutto diverso. Voglio proprio sentire... Le multinazionali fanno i profitti in Italia e non pagano le tasse perché le sedi legali allora, sono se lei va a Miami, se lei va a Miami c'è un centro del Made in Italy enorme. Certo. Non c'è una maglietta Made in Italy.
e c'è solo il marchio, non sappiamo nemmeno difendere e fanno business e sono cinesi e lì non ci difendono. Quindi, ma questo dico Miami perché a New York è la stessa cosa, il Made in Italy è un marchio il più copiato e il più sfruttato da quelli che il Made in Italy non lo fanno. Ma nei prodotti alimentari, così certo, vale nei vestiti, tutto il resto. L'altro problema è il turismo. Non si è ancora capito che l'unica cosa che non potremmo mai esportare, quindi abbiamo la garanzia che resta qui, che Venezia non la esportiamo a New York, che anche Chioggia non la spostiamo a New York, ed è una città bellissima come tutti i nostri paesi. Anche i paesi più piccoli hanno una storia. È solo che nessuno sa, non c'è l'organizzazione del turismo. Uno che viene in Veneto non deve andare, come succede, fare il pendolare tra Venezia, Firenze, Roma e poi se ne va. Viene in Veneto, quando ha fatto Verona, Padova, Venezia, Treviso, ma vede delle città, è già sufficiente per consumare una settimana e il territorio se ne avvantaggia. Non c'è un'organizzazione che riesca a fare questo. Anche le Dolomiti, professor Manocase, tanto per dire, perché oltre a quelle città che ha detto lei, uno può andare anche nelle Dolomiti e credo sia una perla dell'Europa. Casson, vengo da lei perché lei è sindaco, come diceva il professor Manocase, che vive particolarmente del turismo e anche dell'indotto ittico, solo che anche lì siete stati messi in difficoltà per via delle normative dell'Europa, cioè oltre a tutto quello che c'è, anche lì siete in difficoltà, insomma. Assolutamente sì, anche lì in difficoltà, il settore ittico è pesantemente in difficoltà, soprattutto non solo, ma soprattutto per normative europee che sono molto stringenti e che hanno penalizzato pesantemente il settore ittico. Mi riferisco in particolare, sono cose un po' tecniche, ma al divieto di pesca entro le 3 miglia, che è frutto di una normativa europea che è stata, della quale si è iniziato a parlare fin dal 2000, licenziata nel 2006 e entrata in vigore nel 2010. Io sono stato a Bruxelles poco dopo la mia elezione nell'ottobre del 2011 per chiedere contezza del fatto che non si fosse tenuto conto delle specificità del nostro mare. Il divieto è un divieto assolutamente corretto e legittimo, però non tiene conto, legittimo perché intende tutelare la zona cosiddetta nursery, perché entro le 3 miglia insomma, i pesci neonati crescono, si riproducono e quindi possono poi andare a popolare il mare. Non si è tenuto conto del fatto che il nostro mare è popolato entro le 3 miglia di pesci piccoli adulti che non potranno più essere pescati, quindi facendo venire meno anche una tipicità del nostro mare. Cito questa cosa che è molto particolare per dire del rapporto che l'Italia spesso ha avuto con l'Europa. Sono stato nell'ottobre 2011 dalla Presidente della Commissione Pesca, una greca, Damanaki, la quale mi racconta di come gli italiani si sono comportati rispetto a questo problema. E mi dice, caro sindaco, lei viene qui oggi, a provvedimento oramai entrato in vigore, a chiedere interventi in favore della sua popolazione e che si tenga conto della specificità del suo mare. Sa, abbiamo iniziato a parlare di questo provvedimento nel 2000, nel 2006 è stato licenziato, nel 2010 entra in vigore. Sa quando l'Italia si è mossa? Si è mossa nel marzo 2010. Nessun italiano, nessun parlamentare italiano, nessun governo italiano, di vari se ne sono succeduti, ha mai evidenziato questo problema. E si è mossa nel marzo 2010 per chiedere una proroga. Lei capisce bene che a quel punto, dopo 10 anni di discussione e anche di recepimento delle varie specificità dei diversi mari, non era più possibile. Come la frequenza di 21 anni, insomma. Assolutamente sì. Ma questo per dire di come noi impostiamo il rapporto con un'Europa che vediamo spesso cattiva, ma della quale non siamo protagonisti. Riflettevo, tornando da quel viaggio, su anche i nomi che noi diamo alle leggi. Uno dei principali provvedimenti che vengono licenziati in Italia lo definiamo decreto 1000 proroghe. Ecco, a significare un po' come impostiamo il rapporto anche con la legislazione. Ecco, non è pensabile un approccio anche all'Europa che sia così diverso e così differente.
Allora non lamentiamoci troppo di un'Europa che vediamo lontana ma che decide del nostro destino, nella quale dobbiamo pesantemente intervenire. Sindaco, mi dica prima della pubblicità rapida, come stanno i cittadini di Chioggia? Turismo, abbiamo detto prima, ittica, pesca. Ma senz'altro in gravi difficoltà. Ecco, io volevo solo fare una considerazione legata anche a questo proposito a quello che è emerso questa sera. I sindaci sono tutti preparatissimi, sono assolutamente competenti, l'abbiamo sentito questa sera dai miei colleghi, competenti in materia di bilancio, di economia, di urbanistica, di lavori pubblici, si occupano... Ma soprattutto di rapporti con la gente. Ma assolutamente sì, ecco, ed è quello che invece al contrario è emerso anche questa sera di una non preparazione da parte dei nostri politici. Quando diceva il collega Zanonna, se i sindaci fossero parlamentari conoscerebbero i problemi dei quali si va a discutere, è proprio così, manca anche e soprattutto preparazione. Siamo stati insieme ad un convegno poche settimane fa, nel quale, non citiamo il nome del partito che l'aveva organizzato, nel quale c'è stato un preambolo molto interessante, magari più volevano sentire il ministro che era lì presente, ma un preambolo molto interessante legato ad una fase di analisi, cioè un gruppo di cittadini analizzavano e studiavano i vari problemi. Ecco, manca completamente la fase di analisi e di studio, la stessa che facciamo tutti noi oggi, che ci consentirebbe anche di andare ad affrontare specificità e le particolarità dei singoli Sindaco, problemi. vendete Chioggia all'Europa, al mondo voi? Cioè, come fate per vendere Chioggia, ovviamente a livello pubblicitario, intendo a livello di marketing, a livello, ecco, cosa fate e come fate? È complicatissimo. Io per esempio ho nel mio bilancio 8.000 euro all'anno per fare promozione turistica, quindi capite bene, una città di 50.000 abitanti, 8.000 euro a disposizione, sono cose evidentemente folli. Si cerca di recuperare occasioni, per esempio stiamo parlando del fatto che siamo parte del patrimonio UNESCO, essendo parte integrante della laguna, stiamo tentando di inserire il forte di San Felice nell'ambito del patrimonio UNESCO legato a fortificazioni del Veneto del 1500. Ecco, tutte cose che in qualche modo rappresentano occasioni importanti per poter vincolare l'immagine della città. Che il sole in sottomarina è un sole diverso, addirittura a 10 km di una spiaggia vicina. Sì, io il sindaco Salvò, ormai abbiamo concordato prima la cittadinanza onoraria, perché un Chioggiotto sta poco dietro il municipio, quindi insomma l'ho saputo questa sera. Ecco, ma è sicuramente un mare straordinario, una spiaggia particolare, ricca di iodio, la pubblicizza, devo fare un po' di... Ci sarebbe una vetrina ottima e sarà l'Expo 2015. Noi dobbiamo essere bravissimi, fare Sistemi Italia e approfittare di questa vetrina dove abbiamo gli occhi del mondo puntati. Sempre che ve lo permettano, sempre che ve lo permettano. Allora, anche lì dobbiamo secondo me riuscire ad andare oltre al nostro particolarismo, perché noi anche per mentalità, adesso ce lo dobbiamo anche dire, guardiamo sempre il nostro particolare, il nostro orticello, dovremmo anche andare oltre, riuscire a fare squadre e sistema, perché anche in Europa non funziona perché chi è là, Italia, non fa squadre, quindi non porta avanti i provvedimenti italiani. È lo stesso principio, adesso abbiamo una bella vetrina Expo 2015, noi dovremmo anche come ANCI, quindi come Associazione Comuni Italiani, trovare il modo di valorizzare le nostre realtà, perché avremo gli occhi del mondo puntati. Vado in pubblicità, poi Salvò è stato assessore all'agricoltura, quindi torniamo oltre al turismo all'agricoltura, che è un altro argomento che prima faceva riferimento il professor Manocagio. Vedo che vuole intervenire una cosa. No, una cosa legata a questo. Un altro scandalo di oggi, ieri, è questo. Venezia, la candidatura di Venezia, capitale europea della cultura 2019, è saltata. È sfumata. E perché è sfumata? Lo dico qui pubblicamente, perché il sindaco di Venezia non ha creduto in questa cosa. Perché tanto dice, io comunque i turisti ce li ho lo stesso. No, ne ha di più addirittura di quello da entrare. Ma in questo modo sarebbe stata una vetrina intanto di qualità strepitosa, perché ovviamente presentare Venezia non soltanto come un fenomeno turistico, ma capitale europea della cultura 2019, avrebbe creato intanto tutto un meccanismo di infrastrutturazione, di arricchimento del territorio, di investimenti, di visibilità. Incredibile. Allora, e quindi anche qui ci sono delle responsabilità, perché poi noi parliamo di sindaci, ma essere sindaci di Padova, l'abbiamo detto prima. Sono stato a Venezia proprio l'altro giorno, mi dicevano a Venezia che certi turisti li mandano direttamente a Chioggia, negli alberghi di Chioggia Sottomarina. Mi confermi se è vero, signor sindaco? E poi non ha sufficienza. Non ha sufficienza, ne aspettiamo molti di più. Vediamo il pubblicitario, rimanete con noi tra poco.